Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, allora Fio, e siamo qui in Giappone e ci siamo qualificati 17esimi, quindi molto molto male. Come sempre al torneo in Giappone, così se non è una gara che amo molto, anche se in gara a volte posso recuperare. Stiamo sviluppando i pistoni per United States of America e l'intercooler per il Mexico City, che mi dispiace anche per il brutto terremoto. Le nostre abbiamo il secondo come cambio, siamo messi abbastanza bene. Power unit benissimo, abbiamo consumato un cazzo, siamo forti. E niente, andiamo in gara. Andiamo raga, in una gara molto sfavorevole. Buona partenza, la partenza mi è piaciuta. Ah, però ha preso l'interno, ah, non ci credo. Mamma mia che partenza difficile raga. Che brutta partenza. Attento Kuma. Rileviamo usura del cambio. Sì, va bene, cazzi tuoi, non ho guadagnato nessuna posizione al via. Mamma mia che merda. Rischius, rischius. Per fortuna non ho rotto niente. Per fortuna non ho rotto niente, però fatica, molta fatica questo gioco, devo spingere se voglio guadagnare le posizioni. Al rischio anche di ritirarmi. Ottimo sorpasso. Quindicesimi, siamo in zona, stiamo guadagnando, insomma, siamo nell'obiettivo scuderia, però mamma mia. Tutti hanno le dure comunque, eh. Tutti hanno le dure. E noi siamo molto molto indietro. Purtroppo lo sapevo, questa è una gara iper sfavorevole, Suzuka ormai è così. Adesso tengo il rito ancora perché ho la miscela grassa, ma appena vado a miscela standard, auguri. Dai fioi, dai. Merda, è già una rottura. La tua ala anteriore è danneggiata. Non spingere troppo. Male, male, male. Ripariamo, non peggioriamo la situazione. Subito errore per il Kuma. Dai cazzo, dai. Sto provando il tutto e per tutto. Dai, 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 dai. Ma cosa ho fatto? No, vado lunghissimo, vado lunghissimo, vado lunghissimo. Ok, mamma mia, quanti errori ragazzi, quanti Gli errori. ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Ocio, no che credo. Non va la ma... L'ala anteriore è ridotta davvero Ma male, rientra ai box in vaffanculo. questo giro. Mamma. Va bene. Primo ritiro per veneziano. Lasciamo perdere, proprio... No parole.
primo ritiro in E carriera. a quanto vediamo è il momento del podio. I piloti Oh, escono doppietta e Ferrari, ormai meno il totale. male, E ora bravi. diamo un'occhiata alla classifica piloti. Non è stato il weekend migliore per il leader del campionato. Vicinissimo Raikkonen, Vettel indietrissimo, noi decimi. Vabbè. Secondo te chi è il pilota del giorno? Direi Fernando Alonso. Costruttori Oggi ha fatto un ritmo 45. incredibile e ha messo in atto la strategia escogitata dal suo team. E ora vediamo Sì, la Alonso 0 classifica punti, costruttori. bravo. Niente, raga, è andata così. A questo punto facciamo qualcosa, facciamo la familiarizzazione circuito della prossima gara. Però poi ho visto subito che la gara andava male, mi sono nervosito, sono andato a sbattere. Ciao, vaffanculo sinceramente. Almeno ho tenuto il motore, va, l'unica cosa positiva. Notizie anche dalla fabbrica, i pistoni mi hanno creato problemi, quindi devo ancora risvilupparli, perdo altri 400. Molto bene, arriveranno tutti quanti nella prossima in Messico. Vaffanculo, va, cioè è un momento veramente di crisi. Cambio nuovo, familiarizziamo col circuito. Vai. Ah no, le palle girate ragazzi. È arrivato un ritiro così. Ok, il cambio a posto, ok. Ormai posso tenere i componenti anche così perché tanto mancano poche gare, sono tranquillissimo. Non ho nessun problema. Posso cambiarli quando voglio. Ah, che rabbia, che rabbia. Veramente una rabbia devastante perché... Ecco, devo fare un altro giro, ma puttana troia. Speriamo di no, dai, voglio provare a fare anche se non è viola, non me ne frega un cazzo. Ma porco due, sono nervoso. Sogno nervoso. Non mi aspettavo una prestazione così. Maria, vabbè, adesso ne faccio un altro, ormai sono deconcentrato. Momento difficile per la fine stagione comendiana, cominciata male, proseguita bene e stiamo tornando ad avere problemi alla fine. Speravo di avere almeno uno dei due, almeno i pistoni, cazzo, per sta gara, invece altri problemi con la fabbrica, di tutto e di più. Faccio male che roba, mamma, no vabbè, ce la faccio bene, dai. Tanto dopo gli altri devo farli io perché ce l'hanno, consumo gomme, dopo se le faccio mentre registro non li azzecco mai. Quindi mi tocca farli da solo. Adesso dai, impegniamoci per fare un buon almeno sviluppo. Cioè Ottimo lavoro, ci sei. Ora prova a perfezionare ogni curva. Non se riusciamo a farne uno meglio. Prendendo bene diverse curve di fila otterrai un bonus costanza. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Mamma mia. Oh! Ma porco due però, mamma mia. Quante cappelle. Vediamo se riesce a fare il viola, la vedo dura, però. Niente, bene così, vaffanculo. Dai, torna al garage. Sono nervoso, sono nervoso. Allora, proviamo a fare accomodare il carburante insieme, vediamo se riusciamo. Suzuka, dolce Suzuka. Dalla 16ª gara mi sembra. Arriva il primo ritiro. Per il grande Kume. Comunque ha fatto una bella stagione finora. Non possiamo dire niente a questo ragazzotto. Austin è già una gara dove vado meglio.
la mitica Austin, una delle gare più balorde del mondo, con la salita al paradiso. Eccola qua. Se riusciamo a fare il carburante in maniera decente mi basta, A me basta il verde, non mi interessa il viola. Vabbè, qua non posso frenare, però vaffancuore. Fernando è terzo. Ok. Per il momento ci siamo. Ok. Oh, madonna, che male col tempo. Non mettiamo l'IRS, se no consumo di più. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Dai, ce la dobbiamo fare, cazzo. Siamo rossi. Mamma mia, porco due, ma no. Ma ne provo un altro, poi devo farli da solo, ragazzi, perché mi si stanno veramente girando i coglioni in maniera molto biblica. Facciamone un altro, poi basta. Quel giro non era Sì, va a cagare. eseguito, devi migliorare. Ok, col tempo ci siamo, col carburante no. Ok. Ok, il tempo c'è, il carburante anche per il momento. Ok, il carburante c'è, il giro anche. Che do coglioni, fiori. BRS non serve. Sopra un attimo per sicurezza. Abbiamo perso parecchio qua. Anche qua, mamma mia che schifo. No dai, non posso andare in rosso ancora, dai cazzo. Non ho voglia di rifarlo. No, meno male. Ok. Era un giro accettabile. È un giro di sto cazzo. Ora facciamo anche quello. Proviamo a fare anche il ritmo gara. Almeno facciamo qualcosa, almeno faccio vedere qualcosa perché sennò. E così insomma, è arrivato il primo ritiro, ragazzi, in maniera proprio beffarda. Io provo a spingere perché se no non stavo al ritmo, avevo già capito che c'era poco da fare a sto punto. Ho detto la rischio, appena ho rotto l'alettone, ciao, dopo mi è arrivato anche in bocca st'altro rincoglionito, allora ancora di più, fanculizzatevi tutti. Ok. Cerchiamo di fare dei bei giri. 3 giri devo fare per il viola, proviamo a fare viola almeno qua. Non serve spingere in maniera devastante, devo fare 3 giri sopra l'1 e 43 non è impossibile.
voglio lasciare bene la McLaren, anche se ho visto le offerte in questo momento è Sauber, Renault e un'altra, quindi per il momento non sono per niente interessato. Quindi potrei anche rimanere in McLaren. Cioè, bisogna vedere le ultime gare, devo fare bene le ultime gare. Diciamo che c'è Interlagos è una gara molto favorevole. Vabbè, questa che dipende un po' da tanti fattori. Ci sto guardando veramente di merda, stiamo ciaccolando, ci sta. Fernando è al settimo Città del posto in questo Messico. momento. Anche, cioè, diciamo questa Città del Messico Ottimo lavoro, ci stanno arrivando dipende da tanti molti interessanti. fattori, cioè Mantieni anche la fortuna concentrazione. conta, posso fare benissimo come malissimo. Interlagos facciamo bene sicuro perché è una gara che amo, salvo sfighe clamorose. Infatti per Interlagos mettiamo il motore a zero, tutto perfetto. E Abu Dhabi invece è una gara che non amo. Hai bisogno di un colpo gobbo, di un podio, almeno in queste gare. Una cosa pressoché impossibile, però proviamoci, nel senso, non si sa mai, ragazzi, non si sa mai. Veramente non si sa mai, però sì. Podio la vedo dura, forse Interlagos con la pioggia, magari safety car a manetta, casini, allora potrebbe anche, però sono comunque imprese. Adesso stiamo sigiletti qua ad Austin per allenarci un pochino. Sta qua non riesco mai a prendere, Ok, dai che manca l'ultimo giro. Ottimo giro, hai centrato quello che ti chiedevamo. Continua così. Grazie. Ok. Almeno facciamo una bella... facciamo una pre-gara buona. L'ho presa questo inizio di... Abbiamo carburante a Madonna, sufficienza per altri 4 questo giro l'ho fatto giri. veramente bene finora, per i miei standard. Quindi certo Austin non è Suzuka abbiamo capito che ho una macchina forte, faccio molta fatica. Purtroppo. Comunque 45 punti con la McLaren, mancano ancora 4 gare, ci avrei messo la firma e arrivare così a Austin con un solo ritiro. Ci avrei messo veramente la firma. Quest'anno per fortuna ho sbagliato poco a livello di incidenti, però è chiaro che è ancora lunga, è ancora lunga. Stai facendo un Ok. ottimo lavoro. Buon raga, adesso il comandone veneziano, se mi faccio le ultime robe da solo e invece ci becchiamo per il Gran Premio di Austin, dopo la disfatta giapponese. Ciao!